Soddisfacente fino a un certo punto perché comunque sia abbiamo soltanto da tante partite a questa parte l'obbligo di vincere. Adesso abbiamo infilato due risultati utili consecutivi, abbiamo l'obbligo di vincere la prossima partita, non sarà facile ma ce la metteremo tutta soprattutto per il Presidente, per il gruppo che si sta formando per l'anno prossimo. Abbiamo avuto molte difficoltà quest'anno perché comunque sia tra squalifiche e infortuni non siamo mai stati sempre gli stessi, sono cambiati molti individui e ci sono state molte difficoltà. Giocheremo fino alla fine, fino all'ultimo minuto la prossima partita per cercare appunto di mantenere la categoria. Di comunque uno scontro salvezza che si riaccende adesso al 12° posto quando Sì. sembrava inizialmente Diciamo perso. che sì, fino a un mesetto fa forse eravamo anche rassegnati. I risultati delle altre squadre, le nostre prestazioni che sono andate sempre in crescendo comunque sia, ci hanno permesso fino all'ultima giornata di sperare una salvezza che forse non era più sperata. Ce la metteremo tutta quanta, con l'Unione comunque sia il gruppo della forza, col PES che ci sta sempre vicino e faremo veramente di tutto, ce la metteremo tutta.